E con il prossimo servizio andiamo a Cortina perché la regina delle Dolomiti in questi giorni ospita il principe saudita Al-Walid bin Talal, imprenditore multimiliardario, naturalmente uno degli uomini in assoluto più ricchi del mondo. Con Limiro un entourage di circa 60 persone a Cortina per una settimana sulle piste da sci e naturalmente insomma ci sono anche sono stati dei buoni affari anche per i commercianti e gli albergatori. Guardate. Adesso ci separiamo pochi istanti, le previsioni del tempo per le prossime ore e poi di nuovo insieme, tra poco. E sono oltre un centinaio i pensionati bellunesi che domani scenderanno a Mestre per la manifestazione regionale contro Italia il Sociale. La situazione è sempre più insostenibile, denunciano i sindacati. Sentiamo allora le interviste. Trasloco forzato per il celebre torneo di polo invernale che da anni si disputa sul lago ghiacciato di Misurina. Quest'anno il ghiaccio purtroppo non ha raggiunto lo spessore sufficiente per giocare in sicurezza, così la manifestazione si sposterà da Auronzo a Cortina nell'area del centro fondo di Fiammes. Il torneo prenderà il via domenica 17 febbraio per concludersi sabato 23. E adesso invece linea alla regia per le previsioni del tempo, tra poco. One Billion Rising è sbarcato anche a Belluno, l'iniziativa mondiale contro la violenza sulle donne ha fatto tappa anche nel capoluogo, oltre 400 le ragazze e le donne protagoniste dello spettacolo in Piazza dei Martiri. Guardate le immagini, sono davvero belle. E siamo al Calcio Belluno che ha festeggiato il primo compleanno dell'accordo con la scuola Calcio Milan con un ospite d'eccezione. Al polisportivo di Belluno è arrivato lo storico campione, lo storico capitano del Milan della nazionale, Franco Baresi. Naturalmente c'eravamo, guardate. C'è già l'allerta per il maltempo, la protezione civile infatti ha dichiarato lo stato di attenzione per la nuova perturbazione attesa per la serata che porterà nevicate anche a quote basse. Fino alla mattinata di venerdì a Palazzo Rosso tutto è pronto per affrontare la nuova allerta e a pochi giorni dai disagi patiti dai cittadini a causa della nevicata dell'11, del 12 e del 13 febbraio scorsi, il sindaco annuncia che ha sbagliato pagherà. Sentiamo. La cronaca, 3 persone anziane sono state derubate nei giorni scorsi da sedicenti carabinieri o medici dell'ULSS che con un escamotage sono riusciti ad entrare nelle loro abitazioni e sottrarre oro e denaro. Dal comando della compagnia dei carabinieri di Feltre l'appello rivolto sia alle vittime e a chi dovrebbe maggiormente tutelare le fasce più deboli della nostra società. Allora il servizio naturalmente consigli con gli appelli. Sentite. E si chiude dunque tra poche ore una campagna elettorale breve ma molto intensa, molti gli appuntamenti in calendario e non solo nel capoluogo. Sentiamoli nel prossimo servizio. E ora una proposta che potrebbe far discutere ben oltre Feltre, quella del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle che rinuncia al gettone di presenza. Sentiamolo, l'abbiamo intervistato naturalmente. E abbiamo aperto con l'allerta neve, attesa soprattutto per questa notte, allora sentiamo le previsioni del tempo delle prossime ore, appunto come si metterà la situazione meteo. Eccoci di nuovo in studio, dunque queste erano un po' le previsioni del tempo, non ci sono altre notizie, siamo arrivati alla fine di questo telegiornale, l'appuntamento però con l'informazione da Belluno torna domani naturalmente alla stessa ora, grazie per averci seguito e una buona continuazione con i nostri programmi. E si avvicina il 28 febbraio, giorno in cui Papa Benedetto XVI lascerà il suo incarico. La Chiesa bellunese si prepara all'evento. Il saluto del pontefice uscente e l'annuncio della nuova nomina saranno scanditi da tutte le campane della provincia. Sentite? Eccoci di nuovo in studio, ma solo per i saluti, non ci sono altre notizie. Vi ringrazio per essere stati con noi, aver scelto la nostra informazione. Grazie, arrivederci alla prossima edizione. E l'andamento del voto verrà seguito passo passo dalle nostre redazioni in una lunga diretta X News il verdetto lunedì 25 e martedì 26 e allora vediamo un po' com'è la nostra macchina organizzativa. Oggi è l'inaugurazione dell'anno tributario in Veneto e non sono mancate critiche al nostro sistema fiscale con troppo potere concesso all'Agenzia delle Entrate. Sentiamo le interviste allora. Ci spostiamo nel Trevigiano per un ladro davvero, diciamo così, originale. Si tratta infatti di un ladro incappucciato perché si vestiva da frate, guardate. Di un bilancio perché il 2012 è stato un anno di attività in costante aumento per il soccorso alpino bellunese, tanti interventi quanto la scarsa preparazione di chi frequenta la montagna. Sentite che cosa è emerso allora da questo rapporto.
E c'è da registrare anche un allarme valanga sul Monte Pore in comune di Livinalongo. Il 118 ha inviato l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore e ha allertato le stazioni del soccorso alpino della zona. C'erano 4 sciatori nell'area ma nessuno fortunatamente è rimasto coinvolto. L'allarme è quindi rientrato. E a proposito di tempo, di maltempo, sentiamo le previsioni delle prossime ore. Linea alla regia per questo. L'informazione da Belluno e provincia, l'avete sentito, una vera e propria rivoluzione dei treni locali in arrivo e per Belluno si prospetta l'ennesimo massacro, praticamente cancellata la possibilità di raggiungere la pianura via Conegliano e i treni cosiddetti lenti da Calalzo a Padova via Castelfranco. È la dimostrazione che Trenitalia non considera la provincia di Belluno. Mi appello alla regione, dice il sindaco Jacopo Massaro, e l'appello l'ha fatto proprio ai nostri microfoni. Sentiamo. E nel dopovoto continuano le analisi, anche in casa PD non si ferma il dibattito, la segreteria provinciale invita i giovani a farsi largo, per il nuovo deputato la priorità in questo momento resta il paese. Sentite. Ben ritrovato in studio, ma solo per i saluti, non ci sono aggiornamenti dell'ultimo minuto. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento con l'informazione da Belluno e provincia torna domani. Arrivederci.